Dopo la riapertura della Galleria Spinasanta avvenuta nella mattinata di ieri, nel pomeriggio un incontro presso la prefettura di Agrigento tra il vice ministro Cancellieri, il prefetto, i rappresentanti dell'ANAS, Don Mario Sorcia per il cartello sociale, in videoconferenza 40 sindaci interessati all'opera e l'amministratore delegato dell'ANAS Simonini. Si tratta della nuova strada che collegherà Castelvetrano con Gela. L'ANAS ha presentato ieri una prima ipotesi di studio di fattibilità che il Ministero alle Infrastrutture è pronto a finanziare con 15 milioni di euro. Inizia così la procedura che chiuderà l'anello autostradale della Sicilia. Grande soddisfazione è stata espressa dai primi cittadini che sono intervenuti online offrendo al Ministro la massima collaborazione che si renderà necessaria. La strada prevista sarà realizzata in 4 corsie e avrà un costo ipotizzato di 5 miliardi di euro. È un impegno che abbiamo preso fin da subito. Molti dicono che questo è un libro dei sogni, io dico che invece è una realtà concreta costruita da persone che credono di volere fare sempre i fatti, e su questa cosa noi possiamo senza dubbio scrivere una bella pagina. Non so se questa è storia, ma certamente è la realtà. E la realtà si traduce spesso in fatti. Oggi abbiamo rappresentato come c'è uno studio di fattibilità, lo stiamo rinnovando, alla fine di gennaio vorrò incontrare di nuovo tutti i sindaci per riuscire a mettere in campo quelle che sono le loro intuizioni, se ci sono delle proposte di variazione piuttosto che... E dopodiché chiudiamo e a quel punto come Ministero diamo il via e l'autorizzazione ad ANAS a produrre il progetto di fattibilità tecnico-economico. Poi ci aspetta un iter lungo, già lo dico, qui si sta parlando di realizzazioni di almeno 10 anni, ma è una battaglia ed è una scala che dobbiamo intraprendere, un cammino che dobbiamo cominciare a fare, perché se ci fermiamo di fronte ai tempi lunghi noi non avvieremo mai nulla. Io invece dico, saliamo il primo gradino di questa scala per riuscire ad andare avanti e lasciare ai posteri già una bella base solida sulla quale poter costruire. I paletti che aveva messo l'ANAS sulla strada, che insomma era poco percorribile, credo che lei li abbia un po' allargati. Quella è stata una errata comunicazione che credo che poi alla fine sia venuta fuori da un incontro, ecco, consideriamolo così, maldestro. L'ANAS non ha mai posto paletti di nessun tipo, come avete potuto sentire anche dall'intervento del dottore Scalamandré. Noi abbiamo portato avanti in questi ultimi mesi attraverso vari incontri delle interlocuzioni che hanno portato ad avere assolutamente questa prospettiva di oggi. Non ci sono paletti di nessun tipo. Abbiamo messo in campo uno stratagemma per evitare che qualche ramo del governo, e mi riferisco chiaramente al Ministero dell'Ambiente che deve fare le sue valutazioni, possa bocciare l'opera perché non ha un indice trasportistico all'altezza, e questo è una cosa che dobbiamo scongiurare. Quindi abbiamo messo in campo lo stratagemma di costruire la strada su vari step. La Prefettura segue da tempo la problematica riguardante le infrastrutture, in particolare le infrastrutture viarie della provincia di Agrigento, la cui mancanza costituisce un vulnus ad una splendida provincia, un territorio bellissimo che purtroppo per molti è difficile da raggiungere. Ora, l'annuncio in realtà è un annuncio concreto, io lo definisco così come concreta è stata finora l'attività del Vice Ministro Cancellieri, che veramente ha mostrato una grandissima attenzione nei confronti di questo territorio. Quindi questo annuncio di questa opera, che certamente è un'opera ambiziosissima, ma è un'opera utile e necessaria, che comporterà sicuramente dei tempi di realizzazione. Io credo che oggi deve essere visto come un momento di grande speranza in un futuro che è l'unico futuro possibile per questa realtà, che è quello di migliorare i collegamenti per poter lanciare in maniera definitiva il turismo, che io credo può diventare tranquillamente la prima industria, la prima attività di questa provincia. Perché questa provincia non manca di niente, cioè ci sono delle cose
splendide, dobbiamo consentire a chi vuole venirle a vedere di farlo con tutti i sistemi di sicurezza, con tutte le agevolazioni possibili, cosa che purtroppo in questo momento non c'è. Una bella sorpresa, devo dire, perché parlare di una realtà di questo tipo, che vedrebbe l'impiego di 4 miliardi di euro e soprattutto la realizzazione di quella parte di autostrade che completerebbe l'anello autostradale siciliano e rilancerebbe totalmente la nostra provincia, perché la attraverserebbe totalmente in lunghezza dal Belice fino a Licata, può essere solo motivo di soddisfazione. Sono sicuro che il lavoro iniziato e che continuerà, visto la concretezza, anche se a piccoli passi o a piccoli tasselli, vedrà il suo frutto. Me lo auguro per questa terra, me lo auguro per questa gente che merita di riprendersi quello che negli anni purtroppo non ha ricevuto per diverse altre parti dell'Italia.